Abbiamo una fantastiera di figure femminili. Ai bronzetti si vedono solitamente delle figure che sono interpretate dagli studiosi alcune volte come delle popolane, però c'è un problema di fondo, che i bronzetti sono un oggetto di grandissimo pregio, cioè non poteva farsi realizzare un bronzetto probabilmente la persona più umile del villaggio, non ci riusciva. E anche un po' dallo studio, dalla ricreazione proprio in scala 1:1 del figurino, si vede che come sono vestite queste figure femminili effettivamente non sono molto comode per la vita quotidiana, cioè non sono molto, come dire, agili, consone al lavoro che sia sistemare il fuoco, cucinare, eccetera. Sono effettivamente tutte figure altamente rappresentative, quasi sempre con questa sorta di cappello che da alcuni è stato definito a sombrero, ma in realtà è un tipo di cappello molto antico che riscontriamo in altre popolazioni al di fuori della Sardegna e che da alcuni, ad esempio dai greci, era chiamato petazos o altri nomi a seconda dell'area geografica. E questo tipo di cappello, portato quasi sempre da queste figure, potrebbe indicare effettivamente che sono quasi tutte sacerdotesse. Quindi c'è una selezione in quello che viene mostrato nei bronzetti di figure altamente, come dire, elitarie. Cioè non c'erano le popolane che portavano l'acqua al villaggio, almeno personalmente da quello che ho visto durante le ricostruzioni no. Benché alcuni archeologi l'abbiano sostenuto, ci fossero acquaiole, popolani, Liliu stesso, grandissimo archeologo per carità, però l'ha scritto ormai quasi 50 anni fa. 50 anni fa nessuno ancora aveva provato a ricostruire queste figure. Lui chiama ad esempio una donna con abito miceneo popolana che porta l'acqua. Effettivamente è strano accostare questa figura, che potrebbe essere una delle poche effettivamente di popolane, a tutte le altre figure che sono effettivamente di figure ben vestite, con abiti non comodi, altamente rappresentativi e quindi probabilmente cerimoniali. Ed ha anche un senso, perché la funzione dei bronzetti era quella di essere esposti, donati come ex voto, raramente presenti anche nelle tombe, ma stiamo parlando proprio di rarità. Comunque la loro funzione principale era di essere donati ed esposti nei templi dell'acqua, nei templi dell'acqua, quindi pozzi sacri, fonti sacre, anche Megaron, che sono una via di mezzo tra tempio dell'acqua e tempio come dire, del culto uranico, quindi dei culti astrali, di cui poi non si sa bene niente, e poi altre strutture di diverso tipo, ad esempio le rotonde, come quella di Sazer de Soscarros, sono sempre strutture legate all'uso, perché noi diciamo il culto dell'acqua, in realtà è testimoniato l'uso dell'acqua, probabilmente anche con funzione cultuale, ma non ne siamo sicuri. Sicuramente al tempo l'acqua aveva una grande importanza, perché dagli studi che hanno fatto sembra che ci sia stato un periodo di forte crisi idrica, quindi di siccità probabilmente. Tra l'altro non è successo solo in Sardegna, ma è successo in altre regioni del bacino del Mediterraneo, ad esempio in Toscana e in Emilia Romagna ci sono le terramare, che sono diciamo, la cultura coeva a quella nuragica del periodo. Allora, questi qui sono arrivati a scavare i pozzi per l'acqua nel fossato che prima era sempre riempito d'acqua della terramare, che è una specie di villaggio. Quindi immaginatevi la necessità che hanno avuto queste persone in un posto dove acqua ce n'è ovunque, c'è paludi, di tutto. Allora immaginiamo in Sardegna, dove l'acqua non è effettivamente così abbondante. Quindi l'importanza che potrebbe aver assunto l'acqua in questi culti e in questa società. Tra l'altro noi chiamiamo sempre i bronzetti come nuragici, però effettivamente i bronzetti sono tutti di un periodo posteriore alla costruzione dei nuraghi. Cioè il nuraghe è stato costruito, è stato utilizzato, a un certo punto hanno smesso di costruirli, hanno continuato a utilizzarli per molto tempo, però stavano già cadendo in rovina. Ad esempio si trovano i mensoloni diroppati a terra, infilati nelle capanne, utilizzati come stesso materiale di costruzione per le capanne. E i bronzetti sono di questo periodo, cioè nel periodo in cui i nuraghi non venivano più costruiti, venivano ancora
utilizzati e addirittura adorati, perché abbiamo tantissimi esempi di manufatti di questo periodo dove è rappresentato il nuraghe come oggetto probabilmente di culto, quindi è presente nei bottoni, nei lisciatoi, sulle navicelle, è presente in quasi tutti gli oggetti di cui non si capisce bene la funzione. Alcuni sono anche effettivamente oggetti utilizzabili, però comunque ci sono dei dubbi al riguardo. Poi chiaramente la figura, la forma del nuraghe è presente in quasi tutti i cosiddetti altari o betti di torre trovati, ad esempio, penso che sappiate tutti quelli di Monteprano. Là ne hanno trovato tantissimi, però di questi modelli ne hanno trovati anche in altri posti della Sardegna. C'è un bellissimo libro a cura del dottor Campus Valentina Leonelli che si chiama Simbolo di un simbolo, ed è la rassegna di tutti i modelli trovati in pietra e altri materiali che ricordano la figura del nuraghe e sono del periodo in cui venivano fusi e prodotti bronzetti, quindi c'è questa relazione molto forte. Infatti il punto in cui volevo andare a battere è che molti pensano che il nuragico, noi come siamo vestiti insomma, perché sempre nuragici erano, difendessero la fortezza nuraghe, il nuraghe castello. Effettivamente questa teoria è venuta un po' in crisi negli ultimi anni quando sono emersi questi fattori, queste evidenze relative all'utilizzo del nuraghe come luogo di culto nel periodo in cui venivano fusi bronzetti, e quindi viene meno anche la funzione del castello. Poi sì, effettivamente moltissime di queste figure rappresentano guerrieri, però noi non sappiamo in quale ambito. Tant'è che Antonello prima vi stava dicendo di queste corna enormi che hanno gli elmi dei bronzetti. Effettivamente queste corna, ve lo posso assicurare, non sono comode per muoversi, cioè danno una certa rigidità alla persona, è come avere i famosi libri in testa, no? E quindi si ha anche un certo portamento. Tutte le figure rappresentate probabilmente rappresentano delle figure molto importanti. Penso che sia difficile trovare dei fanti poveri all'interno della produzione della bronzistica nuragica. Comunque, ritornando alle figure femminili, ci sono vari esempi ricostruiti, tra cui uno da Terralba, che ha ricostruito Antonella, e il suo era del Pigorini di Roma. Dal Pigorini di Roma vengono moltissimi bronzetti, cioè come quello del Pigorini di Roma ci sono moltissimi bronzetti che hanno questa sorta di fascia che viene chiamata genericamente stola e che ha effettivamente una funzione puramente estetica, cioè non dà alcun sostegno nell'abito, mi sembra di capire, non ha funzioni pratiche se non quella di abbellire probabilmente la figura, forse con un tessuto anche di un colore particolare, un tipo di filato particolare, doveva risaltare un po' questa funzione cerimoniale. Quindi, come potete vedere, tutti gli altri comunque hanno sempre questo concept, potremmo dire in modo più anglofono, cioè il mantello, il velo, il fatto che comunque in mano abbiano sempre delle offerte, cioè le offerte non sono solo perché, come hanno ipotizzato alcuni, la persona stava andando al pozzo sacro a fare un'offerta e basta, no, probabilmente erano persone di elevato rango che andavano probabilmente quasi tutte delle sacerdotesse, che andavano a fare anche sfoggio della loro figura. E comunque c'era sicuramente. Ricordiamo tra l'altro che nei fossi sacri, oltre ai bronzetti, hanno trovato collane in ambra, perle in pasta di vetro, materiali in zanna d'avorio d'elefante, cioè quindi proprio era il posto in cui convergevano tutti gli oggetti più preziosi, tutti i traffici, tutti gli oggetti di lusso, ma questi oggetti di lusso venivano donati e rimanevano lì, quindi non c'era uno scambio, era infatti una funzione puramente rappresentativa, cioè loro era come se dicessero io questo lo posso dare, voi no, e lo posso anche lasciare lì, non mi interessa. Cioè, per farvi capire, alcune delle perline di vetro e dei vaghi, dei pezzi di ambra di queste collane sono anche grossi come una noce.
Se andate a comprarli attualmente nel mercato vengono all'incirca, io ho provato a comprarne un po', 50 euro un paio di questi pezzetti, e noi abbiamo aerei, trasporti, possibilità di estrarlo, eccetera eccetera. Figuratevi al tempo, cioè queste perline di pasta, queste vaghi cosiddetti di pasta di vetro o di ambra venivano dal mare del nord, dal Baltico, cioè da posti lontani, chilometri, oppure venivano importati da altre popolazioni, ma comunque avevano un viaggio dietro, un valore non indifferente, e quindi tutti questi elementi concorrono nel creare un quadro d'insieme che è puramente rappresentativo. E questo penso che sia tutto. Chiaramente c'erano, esatto, ma purtroppo non sapremo mai effettivamente qual era il vestito basilare della donna che lavorava nella casa. Probabilmente era una tunica, che è l'elemento base di tutti i profili, una tunica, forse una doppia tunica, però di sicuro non erano così elaborati. E questo almeno da parte mia. I bronzetti comunque sono questi. Perché questo è il segno differente. Allora, questo è un differente e orange. Quindi in preghiera io sono una donna differente. Perché questa è la posa con cui è rappresentato con le mani mostrando Giuse che sta mostrando. Quindi questo concorre, ci dà ulteriori elementi per capire quale fosse la funzione dell'oggetto, piuttosto che essere semplicemente posa, insomma, standard. E questo è quanto. Se volete...